Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Presento subito gli ospiti che abbiamo in studio che ci accompagneranno in questa prima parte della nostra trasmissione. Inizio dalla mia sinistra, abbiamo Gianluca Busato. Buonasera Busato, lei è presidente di plebiscito.eu. Buonasera e grazie di essere qua nei nostri studi. Al suo fianco Antonio Guadagnini. Buonasera Guadagnini, consigliere regionale del gruppo Siamo Veneto in Consiglio regionale Veneto. Certo. Buonasera anche a lei, buonasera al nostro editore Ermanno Case. Buonasera Ermanno. Al suo fianco Marco Zabai del Comitato Veneti per l'Astensione. Buonasera anche a lei Zabai, grazie di essere qui nei nostri studi. Allora, come forse avrete potuto intuire, questa sera nella prima parte della trasmissione affronteremo la questione del referendum del 22 ottobre prossimo, quando i veneti saranno chiamati alle urne per votare appunto per un referendum nel quale si chiede maggiore autonomia per il Veneto. Poi nella seconda parte invece dalle 22:30 circa torneremo a parlare del decreto Lorenzin, il decreto dell'obbligo vaccinale, le novità di questi giorni, ma cercheremo anche di capire perché questo decreto e perché di fatto non si lascia più ai genitori una consapevole decisione. Allora, prima di iniziare la nostra serata, come sempre in apertura abbiamo i nostri sondaggi, le nostre indagini conoscitive che abbiamo lanciato da questo pomeriggio sulle nostre pagine venete, sulle nostre pagine Facebook. Allora, il primo quesito riguarda i veneti, appunto, sul referendum sull'autonomia del Veneto. Il 22 ottobre andrete a votare, il 97% dei nostri amici che hanno votato sulle pagine Facebook dicono che lo faranno, che si recheranno alle urne appunto il 22 ottobre per esprimere la propria opinione. Sarà importantissimo l'affluenza alle urne per questo referendum. L'altra domanda invece è relativa al decreto Lorenzin. Il decreto Lorenzin deve essere approvato, deve essere convertito in legge. In questo caso l'81,3% di chi ha votato si è ha detto di no, ha votato di no. Dunque ricordo che potete votare fino alle 22:45, dopo cercheremo di vedere poi qual è l'esito di questi due sondaggi, ma adesso spazio alla storia perché come sempre abbiamo le nostre ricorrenze, abbiamo la sigla di Memorandum, vediamo. Memorandum. Storia e memoria. 13 luglio 101 a.C. Nasce a Roma Gaio Giulio Cesare, sarà uno dei personaggi più importanti e influenti della nostra storia. 13 luglio 1936. Alcuni episodi di violenza segnano l'inizio della guerra civile spagnola. Allora, eccoci qua, due ricorrenze questa sera, ce n'erano anche altre che avrebbero meritato spazio, ma sicuramente la nascita di Giulio Cesare e la guerra civile spagnola porteranno via parecchio tempo nel dibattito e nell'affrontare la questione. Allora, Giulio Cesare che nasce a Roma, noi vi proponiamo questo brano, perché Giulio Cesare è stato anche spesso protagonista di alcuni film. Vediamo. Venni per seppellirlo e non per elogiarvelo. Che il male sempre sopravvive all'uomo, con le sue ossa va sotterra il bene, e così sia per Cesare. Il nobil Bruto ha detto che Cesare fu ambizioso. Se così era, fu grave la sua colpa, e gravemente Cesare ha scontato.
Qui, con licenza di Bruto e degli altri, e Bruto è un uomo rispettabile, e anche gli altri, tutti rispettabili, vengo a parlare alle esequie di Cesare. Fu amico mio leale e fedelissimo, ma Bruto dice che fu un ambizioso, e Bruto è uomo rispettabile. Ci portò prigionieri e molti a Roma, il cui riscatto risanò l'erario. Era questo in Cesare ambizione? Quando un povero pianse, anch'egli pianse. L'ambizione è di ben più dura scorza. Ma Bruto dice che fu un ambizioso. E Bruto è uomo rispettabile. Tutti vedeste quando ai Lupercali io 3 volte gli porsi la corona, che rifiutò 3 volte. Fu questa ambizione? Ma Bruto dice che fu un ambizioso ed egli è un uomo rispettabile. Io non parlo a smentire quanto egli ha esposto, ma sono qui per esporre quello che so. Tutti lo amaste e non senza ragione. Che ragione vi vieta ora di piangerlo? O mente umana accolta tra le bestie, gli uomini han perso il senno. Perdonate, ma nella bara con Cesare è il mio cuore, ed ora aspetto finché non torni a me. E allora l'interpretazione di Marlon Brando, Marco Antonio, in questo monologo appunto sulla morte di Giulio Cesare. Adesso un breve servizio dove insomma raccontiamo un po' chi era Giulio Cesare per chi non lo conoscesse. 13 luglio 101 a.C. Nasce a Roma Gaio Giulio Cesare. Fu generale, console, dittatore, pontefice massimo, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più importanti e influenti della storia. Alcuni storici a lui contemporanei lo ritennero il primo imperatore di Roma. Portò gli eserciti romani a combattere in Britannia, in Spagna e in Africa. Con la conquista della Gallia estese il dominio della Res Publica Romana dall'Oceano Atlantico al Reno. Diede inizio a un processo di radicale riforma della società e del governo, riorganizzando e centralizzando la burocrazia repubblicana. Il suo operato provocò la reazione dei conservatori, finché un gruppo di senatori non cospirò contro di lui uccidendolo alle Idi di marzo del 44 a.C. 2 anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità. L'eredità riformatrice e storica di Cesare fu raccolta da Ottaviano Augusto, suo pronipote e figlio adottivo. Le campagne militari e le azioni politiche di Cesare furono da lui dettagliatamente raccontate nei commentari De Bello Gallico e De Bello Civili. Ecco, ovviamente una sintesi di quello che è stata una figura sicuramente tra le più importanti della nostra storia e che viene ricordato e viene celebrato anche insomma ancora nei giorni nostri. Io inizierei dando la parola al professore Ermanno Casen, perché Cesare è un nome ancora adesso che resta a distanza di 2 millenni, è ancora... Ma diciamo che Cesare è rimasto perché Cesare ha cambiato la storia di Roma. È stato un momento in cui ha capovolto la storia di Roma, nel senso che Roma era in piena guerra civile e Cesare poi nel suo memoriale parlerà anche di questo. Era la guerra tra quello che, per volgarizzare un po' ai nostri telespettatori, quello che era un conflitto tra la destra e la sinistra romana. Cioè da una parte c'era diciamo Mario che interpretava la sinistra, quindi il popolo, la classe più bassa, meno abbiente, e invece Silla che interpretava la parte più ricca di Roma, e la guerra fu cruenta. E fu una guerra di i ricchi contro i poveri. Se ci fu un'importanza di Cesare nel cambiare questo destino di Roma, che sarebbe rimasto sicuramente un punto
importante fu proprio la sua spedizione, la guerra che portò in Gallia, perché al suo ritorno portò due cose molto importanti, motivo per cui andò in Gallia. Portò l'energia, che allora era rappresentata dagli schiavi, quindi portò a Roma circa 1.200.000 schiavi, e con 1.200.000 schiavi si possono costruire templi, case, strade, acquedotti, che cosa non era possibile fare prima. E quindi poi, secondo la mia regola, che dico sempre che 1000 poveri fanno un ricco, anche i poveri ebbero una parte diversa nella economia romana, divennero un po' più ricchi e si agevolavano di questi schiavi che venivano distribuiti a Roma, e naturalmente allora cessò questa guerra dei poveri contro i ricchi, perché tutti divennero un po' ricchi, e lo dice anche nell'orazione di Antonio, quando dice appunto che portammo gente qui a Roma, e sottolinea appunto questo potere dell'energia. Una volta non c'era il petrolio, quindi tutto funzionava attraverso i muscoli di chi diventava schiavo. Questo è uno dei fattori. L'altro fattore è strano, è che fu quello che volle annettere, diciamo, i Veneti a Roma. Purtroppo, contrariamente alle aspettative della Lega, il primo a fare un atto di questo genere fu Cesare, perché Cesare si utilizzò i Veneti per creare le sue legioni e fare le guerre in Gallia. Le guerre in Gallia erano fatte, come abbiamo detto, per prendere degli schiavi e portarli a Roma, e quindi creare un'economia diversa a Roma, e da quel momento i romani vissero delle fortune delle guerre, di quello che le guerre producevano. Ma il secondo intento di Cesare era quello di trovare la fonte del ferro. Il ferro era indispensabile per poter avere una legione e delle armate molto importanti, e il ferro si trovava in Britannia, ma nessuno sapeva dove era questa Britannia, se non seguendo la traccia dei mercanti che commerciavano questo prodotto, che era, diciamo, il petrolio dell'epoca come valore aggiunto. E quindi ripercorse la strada, si scontrò con varie popolazioni, tra cui anche Vercingetorige, fece dei ponti sul Reno, che ancora oggi non si sa come riuscì a costruirli, perché era una ingegneria che superava la magia. E comunque, quando tornò a Roma, ordinò, quindi passò il famoso Rubicone, quindi trasse il dado, quindi lanciò il dado, la sfida a Roma, passò con l'esercito, cosa che era vietata, e impose al Senato di annettere tutta la Gallia Cisalpina a Roma, e quindi automaticamente i Veneti divennero romani. Però i Veneti non erano solo nella Gallia Cisalpina. Cesare li trovò fino sull'Atlantico. Addirittura c'è se guardate l'Atlante storico, c'è una regione che si chiama dei Veneti. Van. Cosa, scusi? Van. Van. E nella battaglia del Mont Saint-Michel, quello che noi chiamiamo Monte Saint-Michel, che lo intuiamo dalla descrizione che fa Cesare, no? Quindi conquista questa rocca, e i suoi soldati parlano la stessa lingua con i soldati, con gli avversari, e quindi li chiama Venedi. Poi dice che non c'è da fidarsi dei Veneti, perché naturalmente quando conquista Mont Saint-Michel si fa dare come ostaggio i figli dei notabili del posto, ed era uso a quell'epoca fare questo tipo di scambio per la garanzia della fedeltà della vittoria, e invece questi chiudono le porte e lo ricacciano fuori, quindi dovrà riconquistare Mont Saint-Michel, e dice: questi non sono affidabili. Ecco, questi sono i pareri, però il suo esercito di Veneti lo porta fino a Roma, e sarà la sua garanzia per poter comandare fino poi alla morte.
Hai usato quello che annuisce. Sì, no, è molto interessante e ci sono vediamo come la storia dice, se vogliamo anche con il presente da un certo punto di vista, nel senso che Giulio Cesare ha fatto della strategia, del coraggio, delle caratteristiche che lo hanno portato a raggiungere i risultati straordinari che hanno fatto la storia, che hanno cambiato la storia. E in questo senso, se vogliamo, anche il ruolo dei veneti era quello più che di assoggettati, quasi di alleati per certi aspetti, perché comunque godevano di ampi diritti e privilegi rispetto ad altre popolazioni, e furono determinanti tra l'altro sia nell'epoca di Giulio Cesare e non solo, anche successivamente. E se vogliamo, per estensione, oggi stesso io sono un indipendentista, credo che l'unica possibilità oggi per il Veneto di recuperare la strada del benessere perduta sia quella di gestire il proprio destino e di essere artefice come primo soggetto, in prima persona del proprio destino attraverso la propria autodeterminazione, e nel fare questa azione che sembra di rottura con lo Stato italiano, in realtà oltre che tutelare l'interesse dei veneti, in questa strategia riuscirebbe anche ad aiutare lo stesso Stato italiano in difficoltà, perché porterebbe a una responsabilizzazione finanziaria che oggi è probabilmente, come è del tutto evidente, del tutto perduta nello Stato italiano, e che invece, grazie all'azione che dal Veneto può partire con la propria indipendenza, sarebbe costretto a recuperare. Quindi, come dire, ovviamente cambiando i ruoli, cambiando le situazioni, però l'azione forte sempre che viene dal Veneto, come nel passato anche nel presente, ha questa caratteristica di essere un'azione positiva, un'azione di costruzione, un'azione, come sempre nella storia e nella nostra cultura, di creazione di un futuro prospero. Questo per quanto riguarda i veneti è avvenuto ovunque, sono stati impiegati poi in altre epoche storiche per bonificare aree depresse. Io ho degli amici di Roma che mi dicono della Ciociaria che quando arrivarono i veneti a bonificare l'Agro Pontino all'inizio dicevano: ma sti qua dove pensano di andare? Non c'è andato mai nessuno da quelle parti a far niente. E dopo che l'avevano bonificata facevano 3 raccolti invece che uno, dicevano: beh, adesso ma che funziona, dateci dietro le nostre terre. Quindi da questo punto di vista l'azione che parte dal Veneto è sempre un'azione positiva, un'azione costruttiva e un'azione tra l'altro di grande intelligenza e di grande prospettiva per il futuro. Guadagnini, vedevo che voleva intervenire. La prima area che hanno bonificato in realtà è stata quella di Venezia e vediamo cosa hanno costruito in quella palude, di conseguenza se dopo hanno potuto il precedente non si sarebbero stupiti di quello che sono riusciti a fare poi nell'Agro Pontino. Poi un'altra cosa importante, secondo me, un'altra analogia è che Antonia, se tiri il microfono, eccolo là. Un'altra analogia, secondo me, è questa, che i Veneti hanno aiutato Giulio Cesare in un'opera di totale riforma e rinnovamento del sistema politico romano, perché la guerra civile sostanzialmente era una contrapposizione fortissima tra l'idea di chi pensava che la Repubblica consolare fosse ancora in piena forma, Cicerone, e poi con chi è che ha combattuto la guerra civile? Che poi Silla? No. Vabbè, insomma, lui quando varca il Rubicone è perché lui intuisce che la Repubblica Romana così com'era sarebbe destinata a un fallimento, a un degrado, e a un certo punto dice: se è necessario la guerra civile la facciamo, varca il Rubicone, vince la guerra civile contro, non mi ricordo più contro chi, e poi è chiaro che dopo viene assassinato, c'è la contrapposizione ancora tra Marco Antonio e
Ottaviano, vince Ottaviano, poi si instaura l'impero che dà a Roma tanti altri secoli di sviluppo, quindi insomma è stato uno che aveva, in questo caso non è esagerato utilizzare un aggettivo che si spreca molto spesso, è stato un gigante della storia perché è riuscito in opere straordinarie in tutti i settori dove si è impegnato, quindi era uno che aveva veramente una marcia in più, qualche marcia in più della norma, insomma, ecco. Marco Zabai, tra gli schiavi di Roma e gli immigrati di oggi c'è qualche analogia? Beh, possiamo dire? Più o meno, un paragone assolutamente impossibile da fare, anche perché lì erano schiavi di guerra, erano volutamente andati a prenderli, quindi è una discussione un po' diversa. Però il valore secondo me di Cesare, scusa il cambio perché certo, il valore di Cesare che a me piace tantissimo ricordare è il suo valore di storico, perché il De Bello Gallico, io quando l'ho studiato, è uno dei libri più belli dal punto di vista della narrazione, anche della precisione con cui parla di certe battaglie, di certe descrizioni anche degli usi e costumi. Noi riusciamo a avere moltissimi riferimenti di quella che era la vita dell'epoca, dalle piccole cose anche, addirittura siamo riusciti a ricostruire completamente e abbiamo avuto dei riscontri storici, la battaglia di Alesia per esempio, in cui vediamo la precisione di Cesare anche nei numeri, non è come certi libri di adesso che esagerano nel raccontare, nel elaborare e vendere la storia e modificarla a favore di quello che si vuole raccontare. Cesare, per quanto, ripeto, naturalmente è sempre un vincitore che racconta una vittoria, quindi per carità, però aveva anche una capacità, un linguaggio, una forma veramente bellissima. Io ho questo piacevolissimo ricordo di quando lo studiavo, in latino magari non eccellevo dal punto di vista della traduzione, però a livello di letteratura mi piaceva moltissimo. Pompeo era la guerra civile, Pompeo, il terzo del triumvirato era Crasso, quello ricco. Ma Crasso morì in battaglia per altre cose. Ma ecco, quello che volevo aggiungere, scelse i Veneti perché non erano solo dei bravi e fedeli soldati, erano soprattutto dei grandi costruttori. Cioè il soldato romano di Cesare era quello che partiva all'alba e si fermava nel primo pomeriggio, e nel pomeriggio cominciava nelle zone prestabilite dalle avanguardie, tagliava gli alberi, costruiva una fortificazione per l'esercito e poi la mattina dopo proseguiva e andavano avanti ancora in maniera tale, e costruivano la strada e costruivano le fortificazioni, quindi in qualsiasi momento aveva bisogno di collegamento, c'era il collegamento stradale, c'era il collegamento di fortificazioni, perché lasciava una parte dell'esercito a tener testa agli attacchi eventuali dei residenti. Ecco, questa era la scelta dei Veneti, perché erano capaci di fare un po' di tutto. A suffragio di questo, a distanza di 2000 anni, quando ci fu la migrazione dei Veneti nelle Americhe, il valore di un Veneto, l'unità di misura era il negro. Ecco. Il Veneto valeva 100 negri. Questo dà la misura della capacità produttiva, inventiva e di autosufficienza di una persona che veniva dal Veneto, e allora era apprezzato, perché c'era sempre uno scambio, c'era chi li metteva, li poneva al lavoro in una certa maniera, e quindi li vendeva, li presentava. L'Emiliano Romagnolo già valeva 50 negri. Questo dà l'idea della differenza, dell'apprezzamento del Veneto nella sua emigrazione, anche lui faceva il migrante e aveva queste... Bene, allora chiaramente su Giulio Cesare potremo fare l'intera puntata, ma andiamo avanti perché abbiamo varie cose di cui parlare, e adesso ci spostiamo a luglio del 1936 in Spagna, l'inizio della guerra civile. Sentiamo.
13 luglio 1936. Inizia la guerra civile spagnola. Alcuni gravi episodi di sangue a Madrid segnano l'avvio di un conflitto che porterà ad un colpo di Stato militare. Tra luglio 1936 e l'aprile 1939 in Spagna si fronteggiarono i nazionalisti, autori del colpo di Stato, e i repubblicani, composti da truppe fedeli al governo legittimo guidato dal Fronte Popolare di ispirazione marxista. La guerra portò al crollo della Repubblica e all'inizio della lunga dittatura del generale Francisco Franco, che riuscì ad affermarsi anche grazie agli aiuti della Germania nazista e dell'Italia di Mussolini. Il regime durò fino al 1975. Ecco, a differenza di quella che è stata la storia del fascismo di Mussolini o quello di Hitler, Francisco Franco fino al 1975. La guerra civile in Spagna, una guerra usato che ha visto anche la partecipazione, come abbiamo sentito, sia di italiani che di tedeschi. Beh, ha visto una partecipazione, è stata, ahimè, un episodio come tutte le guerre ovviamente estremamente grave e importante di quel periodo, e che per certi aspetti ha rappresentato, ahimè, le prove generali di quello che sarebbe stato poi il secondo conflitto mondiale, e già gli schieramenti in un qualche modo lo ricalcavano, almeno diciamo per la parte europea. E per quanto riguarda sempre, come dire, questo passaggio tra la storia e il presente, anche qui c'è una situazione da ricordare, perché la guerra civile spagnola è significata non solo la contrapposizione tra il potere fascista, franchista e i rappresentanti, diciamo, della sinistra marxista, ma fu anche una grave guerra tra il potere centrale di Madrid, impersonato appunto da Franco, e le regioni, le nazioni dei Paesi Baschi, della Catalogna, dove ci furono gli episodi probabilmente più cruenti. Fu per certi versi, per molti aspetti, una guerra tra la Spagna e la Catalogna anche. Ricordiamoci che la Catalogna in quegli anni vide, con un esempio probabilmente unico al mondo, addirittura un governo anarchico, e quindi già per quell'epoca rappresentava, come oggi rappresentano la sua battaglia per l'indipendenza, un modello, un esempio assolutamente per molti altri stati, regioni senza Stato. Da questo punto di vista anche oggi la Catalogna, nella sua battaglia per l'indipendenza, battaglia civile, democratica, per il diritto di autodeterminazione, è ancora un esempio, e tra l'altro un esempio che fa un po' a pugni invece con l'esperienza che stiamo registrando in Veneto, perché in Catalogna noi abbiamo una classe dirigente che non si piega ai diktat della Corte Suprema, il corrispondente insomma della nostra Corte Costituzionale, ma esercita il proprio diritto di autodeterminazione, indicendo un referendum per l'indipendenza della Catalogna per il prossimo 1° ottobre, sebbene il governo di Madrid si opponga, sebbene anche la Suprema Corte si sia già pronunciata in passato condannando l'allora Presidente della Generalitat Artur Mas. Oggi ripercorre in modo ancora più determinato quel percorso, e lo ripercorre anche fino al limite della dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna, che avverrà comunque sia che si celebri il referendum e vincano i sì, sia che Madrid non faccia celebrare il referendum, certo, non conceda questo è il progetto. L'autorizzazione. Guadagnini. Sì, allora la differenza fondamentale tra l'esperienza di Mussolini e quella di Franco è l'adesione alla Seconda Guerra Mondiale, cioè il regime di Franco è durato tanto così perché lui, accogliendo il suggerimento di Churchill, non entrò in guerra e non appoggiò Hitler e Mussolini, nonostante il fatto che la guerra civile l'abbia vinta
con il sostegno forte dell'uno e dell'altro, e questo gli ha consentito, magari conoscendo le forze in campo, sapendo che un'eventuale entrata in guerra degli Stati Uniti avrebbe sicuramente portato a esito favorevole per gli alleati la seconda guerra mondiale, lui in questo modo è riuscito a conservare il potere. L'analogia, ritornando a quello che diceva Gianluca, è che le due Costituzioni si assomigliano molto e vogliono conculcare il diritto di esprimersi dei veneti e dei catalani in base ad un articolo, che è quello dell'integrità territoriale, che di democratico e di liberale non ha proprio niente, è proprio figlio di una tradizione fascista. Dal punto di vista filosofico si risale all'idealismo hegeliano, che è la matrice dello Stato totalitario nazista e staliniano e sovietico, e anzi ancora peggio, perché in Unione Sovietica la Costituzione non c'era neanche il principio dell'integrità territoriale, tanto è vero che i referendum nelle repubbliche baltiche alla fine Gorbaciov ha permesso che si svolgessero, quindi siamo al di là della più grande antidemocrazia e antiliberalismo. Ci sono questi due articoli che non fanno onore alle Costituzioni che li hanno ancora presenti, e sono figli di una tradizione che è assolutamente antidemocratica, poi e che dovrebbero essere rimossi per alzare il tasso di democraticità delle rispettive Costituzioni, perché non si può certo impedire l'esercizio di un diritto fondamentale per mantenere l'integrità territoriale di un territorio, perché significa che tu consideri il soggetto Stato più forte, più importante dell'individuo, della persona, e solo l'idealismo hegeliano può arrivare a un'aberrazione di questo tipo. Di conseguenza io credo la differenza con, mi permetto di dire, con la Catalogna è che la Catalogna per 2 volte è andata a elezioni, ha avuto un mandato popolare esplicito a forze indipendentiste che si sono presentate dicendo che volevano celebrare il referendum. Sarebbe mancare di rispetto al popolo che li ha incaricati non farlo, quindi hanno ragione di farlo. A noi manca ancora questo mandato, cerchiamo di costruire il consenso per avercelo. Certo. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? No, la guerra civile in Spagna è un esempio di una frattura pesantissima che ha origini precedenti comunque al periodo appunto in cui si è svolta. La Spagna era attraversata da tensioni da moltissimo tempo, c'era stata una dittatura anche prima di Primo de Rivera, insomma c'erano state una serie di movimenti, tra l'altro con presenza di posizioni molto forti anche a lati estremi, molto sviluppate. Si ricordava prima il governo anarchico, insomma è uno dei, a tuttora in Spagna esistono fortissime rappresentanze politiche di movimenti che in Italia sono considerati marginali, quindi bisogna sempre stare attenti, nel senso, io credo che sia sempre opportuno che la comparazione rischia di essere troppo facile, nel senso che ogni Stato, ogni contesto ha la propria storia, la storia della Spagna è una storia lunga, una storia che ha visto appunto la fine di una dittatura recentissimamente rispetto ai nostri canoni. Franco non era l'unica differenza, non è che non è andato in guerra, è che era anche stato un po' più molto più attento a far contente le potenze occidentali rispetto ad altri, insomma, che gli hanno permesso di governare assolutamente per lungo tempo, cambiando posizione di volta in volta, e dall'altra parte la totale non appoggio da parte delle forze cosiddette alleate, di quelli che gli si opponevano, insomma, a Franco. Quindi bisogna un attimo, quando si parla di storia degli altri paesi, bisogna stare sempre un po' attenti, perché è difficile riuscire a rendere quella che poteva essere una divisione. Certo è da dire che gli italiani che sono andati in Spagna non erano soltanto i fascisti, sono andati anche tanti italiani, anche veneti, a combattere per la libertà, per la Repubblica spagnola, e tanti sono morti anche lì. I partigiani veneti partiti post per combattere a favore della democrazia, a favore della Repubblica, erano tantissimi. Oggi noi ricordiamo appunto questo fatto, però è importante ricordare che i veneti hanno anche una visione capace di andare oltre i propri confini quando c'è la necessità appunto di dare una mano e sostenere appunto anche le lotte giuste. Purtroppo eravamo sotto una dittatura che ha scelto un'altra strada, insomma. Certo, professor Casen, guerra civile finisce nel 1939 e, come diceva prima Busato, forse anche un po' la palestra del secondo conflitto mondiale, sì, le prove, no? Prove generali. È un annuncio, ci sono le prove di guerra, cioè i primi bombardamenti, le prime stragi dall'alto, dal cielo, avvengono proprio grazie ai bombardieri tedeschi che collaudano un sistema
completamente nuovo di guerra, ma poi questa guerra è una guerra che non ha dei limiti ben precisi. Chi contro chi, è una sorta di rivoluzione dove alla fine vince Francisco Franco per una serie di motivi, perché aveva alle spalle due grosse potenze e le altre potenze non avevano nessun interesse ad entrare in conflitto per non creare la seconda guerra mondiale. Questo è un assaggio non soltanto bellico ma anche un assaggio di carattere, cioè Hitler vuole capire fino a che punto può spingersi nei conflitti in Europa e da là comincerà la conquista di altre regioni europee, quindi dei Sudeti eccetera, proprio perché dicono tanto gli inglesi e i francesi non hanno il coraggio di muoversi e quindi io un po' alla volta ricostituisco lo Stato germanico al completo, perché dopo la prima guerra mondiale l'Europa era stata spezzettata, erano nati stati inesistenti precedentemente proprio per frantumare la potenza germanica. Su questa scorta di esperienza in Spagna naturalmente nascerà il coraggio di poi entrare nel conflitto della seconda guerra mondiale, che non era tanto voluto da Hitler, che aveva una strategia di accorpamento graduale di mangiarsi un pezzettino alla volta l'Europa, ma furono i francesi poi a fare la grande dichiarazione di guerra e a torto o a ragione però non riuscirono a capire con chi avevano a che fare, non avevano calcolato esattamente la situazione e questa fa parte di un'altra considerazione come diciamo le anfitamine, che è un prodotto inventato proprio all'epoca, scoperto all'epoca, influì sulla seconda guerra mondiale, c'è molto da imparare. Ma a parte questo, il conflitto fu benedetto dalla Santa Sede e soprattutto da Pacelli, che si attivò molto efficacemente a stimolare questa guerra. Perché? Perché soprattutto gli anarchici fecero una grande strage nei conventi e quindi costrinsero la Santa Sede a prendere posizione, anche se questa posizione non era molto condivisa da Pio XI. E anzi Pio XI in quell'epoca proprio aveva incaricato il gesuita Lafarge a fare un'enciclica contro Hitler e contro Mussolini e questo gli costò un decesso anticipato e questo potrebbe essere motivo di una trasmissione solo su come morì Pio XI. Certo, allora noi adesso prima di andare in pubblicità invece chiudiamo questa nostra pagina dedicata appunto alla storia e alle ricorrenze con una poesia di Federico García Lorca alle 5 del mattino, alle 5 della sera, scusatemi, ce l'ascoltiamo assieme recitata dal Nord of War. Alle 5 della sera. Eran le 5 in punto della sera. Un bambino portò il lenzuolo bianco alle 5 della sera. Una sporta di calcio già pronta alle 5 della sera. Il resto era morte e solo morte alle 5 della sera. Il vento portò via i cotoni alle 5 della sera e l'ossido seminò cristallo e nichel alle 5 della sera. Già combatton la colomba e il leopardo alle 5 della sera e una coscia con un corno desolato alle 5 della sera. Cominciarono i suoni di bordone alle 5 della sera. Le campane d'arsenico ed il fumo alle 5 della sera. Negli angoli gruppi di silenzio alle 5 della sera.
Solo il toro ha il cuore in alto alle 5 della sera, quando venne il sudore di neve alle 5 della sera, quando l'arena si coperse di odio alle 5 della sera, la morte pose le uova nella ferita alle 5 della sera. Alle 5 della sera, alle 5 in punto della sera. Una bara con ruote e il letto alle 5 della sera. Ossa e flauti suonano nelle tue orecchie alle 5 della sera. Il toro già mugghiava dalla fronte alle 5 della sera. La stanza si iridava d'agonia alle 5 della sera. Da lontano già viene la cancrena alle 5 della sera. Tromba di giglio per i verdi inguini alle 5 della sera. Le ferite bruciavan come soli alle 5 della sera e la folla rompeva le finestre alle 5 della sera. Alle 5 della sera. Ah, che terribili 5 della sera. Eran le 5 a tutti gli orologi. Eran le 5 nell'ombra della sera.